Il 24 marzo del 1980 alle 18:26 nella cappella dell'ospedale Divina Provvidenza di El Salvador, l'arcivescovo Oscar Romero, che tante volte aveva levato la sua voce contro ingiustizie e violenze, venne ucciso con un colpo di fucile da un sicario al soldo del governo. Per questo il 24 marzo la Chiesa si riunisce in preghiera per ricordare i missionari martiri, pungolo per la fede. Cioè siamo impegnati a diventare da professori della fede a confessori della fede, da una fede rassicurante, senza sussulti, ad una fede che si impegna per un mondo più giusto, nella pace. La veglia celebrata a Francolano di Casarza Ligure ha tratto spunto dal 22° capitolo del Vangelo di Matteo, che paragona il regno dei cieli ad un banchetto di nozze. È così che viviamo la nostra fede? Come una festa, come una gioia, oppure come un peso di cui faremo volentieri a meno? Monsignor De Vasini ha spiegato parola per parola il testo evangelico, soffermandosi in particolare sull'invito esteso fino ai crocicchi delle strade, fino alle periferie esistenziali, oltre che sociali, umane, oltre che economiche. Un invito esteso a tutti quelli che troverete, dice Matteo. Per Dio nessuno di noi è il suo male. Per Dio ciascuno di noi sono le infinite potenzialità di bene che ci abitano. Il suo invito lo rivolge a tutti, il suo amore lo rivolge a tutti, nessuno è escluso dall'invito, nessuno è escluso dal suo amore. Chi non ha l'abito nuziale però viene cacciato, perché l'invito del Signore non è deresponsabilizzante, ha spiegato Monsignor De Vasini, ma chiede di avere l'abito, di vivere cioè secondo la forma originaria dell'esistenza, intrisa del bene che traspare in ogni azione compiuta. Occorre avere l'abito nuziale, cioè dire occorre compiere certe opere di solidarietà, di condivisione, di pace, di fraternità, di amore. Solo chi compie queste opere ha l'abito nuziale, solo chi compie queste opere può degnamente partecipare e concorrere a realizzare la vita del Regno di Dio.